Ciudad de la capital hay burgueses bien nutridos, están los infelices con la barriga vacía. Ellos tienen dientes largos, viva el ruido, ellos tienen dientes largos, el ruido de la explosión. Baila la Ravachol, viva el ruido, baila la Ravachol, el ruido de la explosión. Todos los burgueses provarán la bomba, todos los burgueses. Tanto Samuele, com'è che si arriva a questo luogo noiseoso? In nel balcone del Mediterraneo, in catalano proprio, e su balconi del Mediterraneo. Poi che la gente arriva da noi, si incrara e vede sul Mediterraneo proprio, pare che si ci poteva suggettare a Natale proprio. E poi si incrarà un no sicuro? È vero, fai questo effetto. Sa leggenda Boridi che sia da che si assimili al bastione del castello, no? Ah. Potete immaginare voi la santaria che ci teneva. È vero, da regolata. Tanto su Samuele, in noi chi sei su? In noi siamo accanto dell'anfiteatro romano, perché a Tarragona è una città di romano si è conquistato, fu libera e è fatto la capitale del suo impero, della penisola iberica, diciamo. E ci teniamo ancora noi l'anfiteatro romano che è in avanti. Modo Castiauso. E poi esibire in mezzo una croce che è l'architettura di una gresia che è fatto, una cattedrale che ci hanno fatto i cattolici dopo la riconquista, eccetera. Questa zona, hanno fatto una gresia in mezzo, un'aida sul territorio in solo di questo. C'è macchina savettauso che va a sentire. Tanto voi rendi di questa gresia? Quando i cattolici hanno conquistato questa zona, hanno posto un mezzo dell'anfiteatro, hanno costruito una gresia. E poi si può dire la forma della croce che veniva da questa gresia, in mezzo dell'arena dell'anfiteatro. Solo en mi habitación, con el lienzo enfrente, esbocé de repente, conducido de la inspiración. Acompañaba con un buen vino la soledad de mi destino. Saluto a tutti per questa puntata di Acciucciù, mi diseo venita vintase a Tarragona, Tarragona in Spagna, non Tarragona che qua vi dice da Sardegna. Poi topiai a Samuele Arba, che vi di noi che si raccontai un montone di cose a tocasa. Tanto sono ad esprimere cose che mi ha posto curiosità. E questa bandiera, avete appunto, questa bandiera catalana, sì, questa bandiera catalana, ma besi, ma non ci avento, però
esti pochettino diversa da questa che insomma abbiamo sempre. Samuele, non mi tu i commenti mai, non è proprio uguale, i vede diverso. Chi castiesi bene, si striscia di questa bandiera funti ondulata, poiché rappresentano Summari e noi esti incranata da Tarragona. Infatti questa è la bandiera della città di Tarragona. Invece questa bandiera catalana si striscia funti parallela, gialla e rubia. È vero, su Castiai forse manca esibiti. Ecco. Funti tutto un movias. Mo se sto vedendo, ma come qua ci si mostra da biesi come te. Dando su saluti Samuele Arba. Commenti mai se in noi in Catalogna e tutto si fanno in questa disi, contasi pago pago. Saluto a tutti e grazie per avermi invitato a questo programma bellissimo che fai. Noi da Serra Tarragona già 20 anni fa, girando Europa o Italia, o Sardegna in un certo momento fu troppo vittia, dopo da girare 1800 e ci da acabare a noi perché un amico mio viveva da noi ci cande da ballo, ci cande de buscare questa vita come si nata, no? E da tanto si varrà un nuovo perché si cerca di meda bella, si vive meda bene, siamo in dicembre e oggi è fin frio però ci biese questo ambiente che c'è per amore diciamo, no? Se varrà a vivere noi. Tanto so, i tavai tu a pubblicato in internet perché vedo delle cose che vai, però dallo che tu conti se vince se hai schisi punti gastiendi. A me mi piace di me da suonare la chitarra, fare canzoni, mi piace di scrivere e poi in questo periodo se vendi un disco di André che ho fa di 50 anni, non allenare non all'amore nel cielo. Ed ha tradotto in catalano e ha fatto un arrangiamento nuovo, diciamo, no? E ora si usa le ultime sul messaggio, adesso masterizzare, su tempo su fluidi velocissimo, no? E non so se sono ancora uno che in quella maniera, però in alto mare no, se su via sulla riva io spero che a buon Natale, sul 25 di Natale, nasci di questo disco, lo potevo pubblicare. Commenti mai di venire a Conca de dove vai in català, perché se noi 20 anni, per questo motivo? Sì, perché mi piace di fuori dal catalano, e noi fuori dal catalano, questa lingua solo, sa prima che stiano c'è sul bilinguismo, però sul catalano è sempre più forte, si nota più forte, no? Eppure voi che su catalano e su italiano si assimilano a me, è una questione di metrica, di arrangiare le canzoni, i testi su catalano, c'è da me la somiglianza tra su italiano e su catalano. È stato uno traballo in questo senso più facile, lo tengo tradotto in spagnolo puro, però uno che è più difficoltoso è perché su spagnolo e italiano non si assimilano tanti, quindi per metrica, per rima, per questo senso è stato più facile, anche se è stato un traballo titanico, no? Graiceddo. Ma tu pensi che su questionario su sardo da aiutare in questo traballo? Io penso che mi ha aiutato me da questionare su sardo, che conosce su sardo, perché su sardo pure buffa da me adesso catalano. E mi ha aiutato me da pure ai cannotti un paghetto salgherese, che è su sardo che si conosce in Alghero. Infatti Tarragona e Alghero sono città gemellate, perché quando in quest'epoca che era questo catalano re, era conquistato Alghero e c'era questo genovese, era popolata con gente di Tarragona. Quindi c'è stato uno scantano fai lo stesso, un 50° anniversario di due città gemellate, e hanno fatto un concerto, in cui mi chiedono di fare un concerto di canzone algheresa,
Ah, tu sei satro cristiano salgherese, no? Perché noi c'è questo concetto, no? Che certo. il satro su cristiano su catalano, perché noi alghero in Sardegna, no? E quindi mi sono fatto una che di studio, poi hanno tu cantatore algherese su, e gli ho fatto un concerto e in questo senso, conoscendo pure su una che algherese, una che su catalano, su satro, su italiano, è stato più facile fare questa traduzione. Sì. Difatti se deo in YouTube a pogassà un video cosa tua e noi se cantando la canzone di Pino Piras, Sì. che è questo grande cantautore sia da Podenai algherese. Algherese, sì. Infatti fu un concerto dedicato a Pino Piras, mi studiavo tutta la traiettoria sua, io cantavo canzoni sue, e mi piace molto perché è un autore proprio ironico, cinico, e le canzoni sue sono proprio bellissime da ascoltare. Tengo un disco pure che io ho fatto una versione della Vita Nostra, un disco che io pubblicavo un anni fa. Poi te la di adesso è un grande cantautore, purtroppo che hanno fatto è poco in Alghero. Pago con noto, io teniamo una compagna di appartamento di Alghero che mi apertiva una cassetta e tanto da scortagliavo su un domo. Perché se non casa deo non rientendo mai nome nasce, ti de Cancun, due tua piccioca pure algherese che canqua canzoni da fare, da ricordo e poi proprio su video cosa tua. Sì. Tanto su mai, io ti voglio vedere, perché tengo meda curiosità di intendi questo disco cosa tua, questo traballo che hai fatto di Andrea, ma se ti sta a fare intendi, magari quanto di canzoni in anteprima, monoso? Sì, posso aprire questa chitarretta, posso fare una canzone così improvvisata, diciamo. Tanto poi tengo su tecnico che io prontamente la cosa sa chitarra. Non mi lascio chitarretta. E tanti che fa intendi? Ma però sa preferire la mia di questo disco è difficile ne c'era una, perché sono tutte scherzi. Ah vabbè, un po' di adesso, che ne ho che fai 22 o 13, no? No, ne faccio una e poi... O che se ne ho li fa ascoltare una e poi manca un'altra ancora di dentro, come ti ho che tu? Però la preferita mia è il suonatore Jones. Che devo da poter a piegare in meta dell'antologia di Spoon River, no? Quindi il suonatore Jones in questa versione mia torna da essere il violinista Jones. E ho fatto un arrangiamento stile Manouche più o meno va di Ainci. Adesso mi ricordo. E non remuli de furies, tothom veia s'ha quedat i jo tenia al cap el soroll de les faldilles d'un ball. A l'Idel Grove sentia que la terra em feia vibrar el cos i el cor. Aleshores per què llaurar-la més, compensar-la millor? He vist dormir la llibertat al bel mig dels camps conreats. Al cel el tresor, al cel l'amor, tancada amb filferro espinós. He vist llevar-se la llibertat cada cop que he tocat el xuxueig d'una noia a un ball per un company embriac. E viene il solo con i violini e la chitarra. Bello, 10 sto catalano, Bello che suonava bene, musicalmente puro suonava. Sì. Penso che di Andrea di adesso si piace pure. Che mi piace cantare tutto in lingua insomma. E poi io in un'intervista in Sardegna donarà, la prima cosa che ho fatto, vabbè no, non in intervista, quando canta da Ziligirtaggia adesso, no? La prima cosa che ho fatto è imparare su satro, perché io così intendi, comprendi al fondo una cultura, una gente, un bifisi, super importante è imparare la lingua. Certo. Ed è questa la prima cosa che ho fatto, è imparare su catalano.
e poi posso fare questo traballo che so che ne manco e apprezzo posso fare, perché naturalmente non è la lingua mia e mi sono contoniato dei gente, dei scrittori di noi di Tarragona che mi hanno aiutato a preparare le canzoni bene, diciamo. Certo, una supervisione usannai che insomma si Sì. vede a tutto, no? Si vede sempre. Tanto so, mi pare di comprendere che siccome tu pure arrasta con sa L, teoria vedere de carida besi. Deu peggio dei rios, Ah, sair de sofrios. sei de Sì. subrio. Chi è in soro de Santuasire e Monti? Esti in solo Santo Asire Monti, infatti babbo esti Denni, esti su Gerrei, esti una bida che devo mi ricordo non sia da manco questa cartina geografica, perché questo è un luogo accanto non è di passaggio, quindi certe cartine manco esistevano, dopo Paco Gerrei, dopo di Ballao, dopo di Altro e Rio, no. Una bida bella in legge come tutti i bida di Sardegna. Che si mandano un sacco da tutto su te. Poi tanta viri su puro. Poi tabizi questa cosa dessa L che in Arausa ci commenti che sia una specie di rotta a Una sta cotta, capo. sì. Da tenere un noso puro. Devo angio de guida adesso sarcidao in zona mia puro si sia da Ici e appunto si mancai passando più di 30 km e torna da questo modo di questionare. Vai e cicca, dopo fai un'indagine linguistica per scoprire come ti mai. Infatti questa cosa mi piace meta, questa sembilanza che tenevo, mi intendo proprio su a mio agio, canto del visto Cancuno che arrasa, tanto, bello, Samera, no? Samera, Sarugi, Infatti, Susori. a questione a Incia, Mimmi, non c'è stato un grande problema per pronunciare questa cotta che è spagnola o altri sono si chiede di me su spagnolo, invece sa, ma l'italiano se non ci davanti proprio a pronunciare questa cotta e vabbè, non ne hai nulla, non si fanno No. proprio, però Certo, però insomma ti senti più a tuo agio pure. certo è un so che conosci, sì. Quindi Sì. a dottor Raffaele non è facile, infatti su sposo cosa mia ci prova la mano ci arrenesci. No, in questione con questa L, Sammella. Eia, Sameva, Sammeva, non Sameva, ma poi Ma vuoi? tutto di Aici. Sì. Desde petit, entrava als altres nois no lugar, al ritme neci del meu cor malalt, i m'entraven ganes de sortir a provar. Era allò que em faltava per córrer tibat i em quedava amb les ganes i només pensava com s'ho fan per seguir respirant. Ai, na, 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 na. Ai, na, na. Ja de gran advertia el temps malgastat, veient escorrent-se la vida de les mans, i mai vaig poder beure el vi tot d'un glob, només en petits xarrupets a poc, i mai vaig poder beure el vi tot d'un glob, només en petits xarrupets. Questo che ne sono avanti è il circo romano, che pulita tanto finte garas delle squadre, su delle bighe, no? Che è cominciata a noi è arrivata fin in fondo tutta che attaccava da questa strada. Ehi, Macedo. E fu di su un anno del nuovo capitale. Infatti in molto sono che disegnavo pure come furia. E poi andavo su nella piazza accanto a niente ai squadri.
aspetta che... Tanto questo è sempre sul circo praticamente. E questo è sempre su circo e noi si può dire sabati accanto la Santa Sani Marisi, accanto con i Leonis magari, sa stadda di Nareus. E in un impizzo si può dire ancora le graderie, no? Accanto si diceva la gente. Ah, sì, i gradinata, boh, in italiano le gradinate. Gradinata, boh, vabbè, mo devo pure sapere La curva sud. La curva sud o nord, devo pure sapere a mistura tutto quello in tanto se noi praticamente chi stienta poniamo San Marisi. E non San Marisi. Guardo Leonesi. Sì. Vabbè, io penso che per Guardo si può pure poi non riuscite a vincere su circo, però penso che volete pure su un luogo che ha vinto iscursa, no? Ah, certo. E quindi penso che volete guardi, però magari chi lo sa che volete ogni tipo di bestia, uomini sicuro sicuramente. Può diversi. Questo è proprio quest'area accanto fuori da prima, l'arena accanto fuori sa gente, non so se hanno costruito questa città di pizzo su 2 o 3 metri più in alto da canto fuori da prima. Ecco, Castiai, noi si bei bei e noi si sezia a gente prima. E noi siamo proprio Castiai, cesti Tarragona. Questa è il domo dei cicchezzi di Tarragona, che è un gruppo di questi chiamati torri umane. Che si alzano un pizzo di satro e fanno tutta questa forma. Sì, lo sapevo più su televisione o canco vedo. Questo è tanto è proprio sul logo Cosansolo. E io accanto avanti all'allenamento. E infatti c'è scritto Tarragona, pensai, se sono noi ananti. Ah, difatti se noi si vedi. Foto. Che sia in sé posto questa fotografia e noi fonti si venti quando si preparano a fare i sadurri con sa gente. Ah, che sia. Questa è si incivota dalla Plaza della Font, che è questa piazza centrale di Tarragona, adesso comune, e accanto va in tutte le feste, accanto si vede tutta la vita. Sociali. Come te che si chiama la Plaza della Font. La piazza Samontana. Sa piazza Samontana. Piazza Fontana, esatto. Oh, che sia da bella, questa è pari castello, vari castello. E noi si vedi, ecco, Castiai, quando i sturrisi, c'è due fotografie a manna meda. Castiai questo macco sotto avanti. Sì, 10 metri su, 10 metri su? Ci azzetta, 10-12 metri ci esiti. E pensai che a pizzo di tutto, ci essi da pizzo tutto, e sono i piedi da 3 anni. Ah, da 3 anni su. Arriva in un pizzo, più roccia di tipo scimietta, arriva al pizzo, alza da sa mano, quando alza da sa mano fa nega su, sa forma estetica fatta. E l'ompia. E poi che arriva sta davanti questa... Questo ogni festa in ogni città di Catalogna va in spettacolo di castelli. E poi ogni 2 anni si va il campionato mondiale di castelli e tu vai sempre o a Tarragona, o a Barcellona, o a Girona, o Lleida. Poi questa cosa da a Castells. Castells. Castelli. Sì, Sinante, Castelli. Castelli, Castiai. Il Pulvinar è sul luogo accanto in su circo romano, sul luogo accanto si siede la tribuna, diciamo, accanto si siedono tutte le autorità mobili su spettacolo. Hanno in un ristorante e ha intro tutto con architettura romana proprio, quei testi ha intro del Pulvinar appunto accanto a Varrantesi famoso su mobili spettacolo.
Castiaviri, Pulvina, Castiaviri, c'è finta sua bandiera, ecco, spiega se vince questa bandiera, perché a me caso de biri che c'è bandiera tutto diversa, sa cosa fu tutto perché do ondulata, io sannai, a ondasa, questa invece si è, questa bandiera catalana, che porta è tutta fiasa a rubias e grogasa, ma porta lo stesso puro, e tu che nai, ta differenza c'hai? Questa è questa bandiera catalana che rivendica la indipendenza di Catalogna. È ispirata proprio da questa bandiera di Cuba, su tipo di forma di denti, con stella anguni. C'è sti gusta su blu e sa stella bianca, oppure c'è questa con tutto giallo e a rubia, questa stella a rubia. E tanto questa dotta fiasa scetti a rubia e groga questa esti praticamente sa Catalogna che esti a intro adesso dessa Spagna usanna. Invece questa bandiera indipendentista aici esti, questa di aici con susteddo, ecco. Sa differenza è questa. E biesi noi si cesti su Pulvinar accostau. O Pulvinar si narra. Ecco, biesi come sa sappigai s'accento. Poi magari i linguisti ma tu ci causa un latino. Questo latino, chiaro. Tu ci causa un latino puro, bisi, ma avevo sorripato. Pulvinar o Pulvinar? Ecco, ma avevo sorripato pensate sul latino. Sì, signora. Tanto questo luogo invece si te chiesti? Questo luogo questo locale accanto fai la presentazione del suo disco su Reci de Naju, che si è in Tarragona, ai 7 di Ameri e poi fai il suo primo concerto presentando Ni en l'or, ni en l'amor, ni en el cel. Bello, tanto ma un quadro bello esibiti, come te che si zerriada? Si era Mama Talent, è uno spazio che tu fai cucina, avanti yoga, avanti questa serie di cose che oggi diventa l'etichetta New Age. Sono da bene, sì, ma è epoca delle etichette, esatto. Ecco, questa è su che vi di prima, questa è una bandiera catalana, però è una bandiera catalana della Catalogna spagnola, ecco, praticamente. In una sinistra. Ah, ecco, c'è andato un'altra puro, avete bandiera della Repubblica. Della Repubblica? Il repubblicano sull'80 contro De Franco. Dai! E poi è la rivendicativa pure contro adesso Rei. Sul Rei con accento sadro. De sul re. Tanto questa è stessa bandiera che praticamente teniva in questa guerra civile spagnola. Esatto. Giusto? Sì, sì. No, ma che sia, noi tanto in Catalogna è periodo di bandiera picciocco, che sia, questa è proprio una cosa storica. Praticamente questa bandiera è in mezzo di due bandiere catalane, che sia una a parte, una a Satra. Però questo è indipendentista che dovresti imboliare. Ah, sì, si trovita, quindi è indipendentista questa. Tanto praticamente uno già va essendo in sei asciti che lui vive di un catalano indipendentista o un catalano che sta bene con la Spagna. E questo invece è uno che ha regolato da questa guerra civile spagnola. Tanto grazie a tutti se voi hai ascoltato e castiato, noi si vediamo su Cita Chiedi con un'altra puntata di Acciucciù e si commenti Samuele Arba, Teri, un montone di cose da seguire a contare e usa seguire a ascoltare su che si narra adesso. A Sibiri.